Abbiamo visto quindi tante novità nel settore vitivinicolo a partire dal contrassegno di Stato, quello che sta portando avanti il Consorzio GT Vini Emilia, ma sentiamo anche il parere dei produttori. Sono nel Carpigiano e sono in un vigneto dove stanno facendo ancora le operazioni di potatura. Sono in compagnia di Alberto Notari. Buongiorno Alberto, produttore e viticoltore. Allora, qual è la percezione che voi avete, viticoltori, insomma, di quello che sta avvenendo, insomma, questo nuovo contrassegno che verrà applicato sulle bottiglie GT? Sarà un vantaggio per voi produttori e quindi indirettamente per chi poi imbottiglia e aliena il vino? Sicuramente le operazioni di tutela e di controllo che il Consorzio sta cercando di portare avanti in modo sempre migliorativo possono dare un sollievo al mondo vitivinicolo che al momento sta versando in un momento di crisi importante. Crisi importante che potrebbe essere ulteriormente aggravata vista la situazione dei dazi che il presidente Trump sta promuovendo verso l'Unione Europea e verso gli altri mercati a partire dal 1° di aprile. Sì, infatti oltreoceano, insomma, ci sono questi segnali non positivi. Si parla che dai primi di aprile possono scattare, come già successo per altre nazioni, questi dazi che non solo il settore del vino ma anche il Made in Italy in termini generali di agroalimentare, insomma, sta preoccupando. Poi c'è un'altra preoccupazione che è anche quella che viene dalle patologie del nostro vigneto, no? Parlo della flavescenza dorata che da alcuni anni crea apprensione nel mondo dei produttori. Sì, stavamo cercando di fare fronte alle problematiche del cambiamento climatico. Ci troviamo a potare oggi in una giornata di marzo, dopo un gennaio particolarmente piovoso che ha rallentato le operazioni con le macchine. Ci stavamo facendo i conti con fitopatie appunto come flavescenza dorata che sta riducendo il nostro potenziale produttivo, con una serie di danni, con una serie di viti da dover asportare dai nostri vigneti. Ora arriva, dopo anche la guerra russo-ucraina, con un forte segno meno per quelle che sono state le esportazioni, ci troviamo anche appunto a fare i conti con questi dazi del mercato americano. Ecco, poi Alberto, c'è anche l'altro dettaglio: si parla sempre di etichettatura di vini con messaggi che possono un po' contribuire alla contrazione del consumo dei vini, che va detto comunque si deve bere consapevolmente, però ci sono, insomma, da Bruxelles segnali negativi. Ne parliamo un attimo, ne abbiamo parlato con il presidente nazionale di CIA Cristiano Fini, abbiamo raccolto questa testimonianza e poi ritorniamo da te. Riteniamo che sia assolutamente irricevibile la proposta da parte dell'Unione Europea di introdurre una nuova tassazione per il settore e l'obbligo di inserire in etichetta la scritta nuoce gravemente alla salute, perché riteniamo che un uso moderato e consapevole del vino faccia assolutamente bene al nostro organismo. Quindi noi dobbiamo continuare a sostenere questo settore e a respingere in maniera totale questo tipo di proposta. Gli agricoltori italiani da sempre sostiene il settore del vino, un settore strategico per l'agroalimentare italiano ed europeo, che dà lavoro a 1,3 milioni di persone lungo tutta la filiera. Quindi sono di nuovo qua in campo in vigneto con Alberto Notari. Alberto, ci sono anche aspetti burocratici, no, che coinvolgono spesso il mondo agricolo. All'orizzonte c'è quello che viene chiamato il quaderno di campagna, che verrà digitalizzato e quindi comporterà, insomma, diciamo un lavoro in più, insomma, dal punto di vista burocratico per le imprese. Di che cosa si tratta esattamente? Il quaderno di campagna è un obbligo che già da tempo tutte le imprese agricole assolvono in modo cartaceo. Ci troviamo ora di fronte all'obbligo dal 1° gennaio 2026
di averlo in modo dematerializzato, averlo in formato digitale. Questo rischia di essere per le imprese agricole un ulteriore orpello, un ulteriore accanimento nei confronti di un adempimento burocratico che comunque viene già adempiuto e espletato dalle aziende in modalità cartacea, rischia di portare un aumento di costi. Insomma, si rischia di stare più sul tavolo, sulla scrivania che in campo a questo punto, perché poi insomma, la burocrazia è aumentata e sta aumentando in tutti i settori, no? Compreso quello ovviamente dell'agricoltura. L'agricoltura ha lo svantaggio che dovendo poi lavorare manualmente anche all'aperto, questo è un balzello in più sostanzialmente. La scarsa redditività delle aziende agricole porta a un rallentamento del ricambio generazionale. Abbiamo sempre meno giovani che si insediano nelle aziende agricole. Il settore vitivinicolo fino ad ora aveva trainato, ma con la scarsa redditività di questi ultimi anni è realmente in crisi. Questo porta ad avere meno giovani, meno dimestichezza con il software e la necessità di appoggiarsi a un qualche tecnico esterno per l'aiuto sulla parte burocratica. Notare un'ultima cosa, siamo diciamo in potatura che si protrarrà ancora per un po' di tempo. Capisco che fare una domanda del tipo come sarà l'annata quest'anno è ancora prematuro. Facciamo un piccolo sguardo a quello che è successo l'anno scorso per cercare di interpretare quella che sarà l'annata. È stato l'anno scorso un'annata di carica o di scarica in termini di produzione? La scorsa annata è stata una buona annata anche dal punto di vista quantitativo. Quest'anno ci troviamo a fare i conti con un gennaio particolarmente ricco di pioggia, lo anticipavamo prima, ha rallentato le operazioni meccaniche in campagna, con anche purtroppo devo dire delle temperature alte rispetto alla norma. Dicevamo appunto prima le problematiche del cambiamento climatico. Febbraio fortunatamente ha avuto temperature un pochettino più rigide che permettono alle gemme di essere ancora chiuse. Dormienti si dice. Dormienti, le gemme che non sono in prossimità di una germinazione. Perché il rischio potrebbe essere che una vegetazione troppo anticipata, poi c'è il rischio delle gelate tardive che ormai sono diventate una consuetudine, quindi non solo per il settore viticolo ma anche per il settore frutticolo. Il rischio è proprio quello, il rischio di un'ondata di freddo che arriva ai primi giorni di aprile e invece di trovare una vegetazione ancora dormiente trova una vegetazione sviluppata e va a inficiare il lavoro di un anno di un'azienda agricola. Qua siamo nella zona dell'Ambrusco, quali sono i vigneti, i vitigni più diffusi? Qui siamo a Santa Croce di Carpi, il salamino di Santa Croce DOC sicuramente la fa da padrona, siamo molto vicini al mondo reggiano con Ancellotta e con l'altro mondo dei Lambruschi. Del Sorbara, un po' più a nord e ancora più a nord del Grasparossa. Bene, grazie Alberto, noi abbiamo fatto questa panoramica vitivinicola, ci fermiamo per un po' di pubblicità.